Buongiorno, bentrovati e bentrovate, siamo qui per il nostro approfondimento dedicato oggi al modello del 730 e ovviamente guardo Monica Giomo che ride perché insomma immagino siano mesi complessi questi di compilazioni di 730 nei CAF e parleremo infatti di questo, parleremo poi di successioni. Con me ci sono in studio Antonella Della Stella, responsabile servizio successioni di Conegliano del CAF Veneto, la provincia di Treviso. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia. Monica Giomo, che avevo già presentato, amministratrice delegata del CAF Veneto della provincia di Treviso, e in collegamento con noi Sara Franchetto, responsabile fiscale provinciale del CAF Veneto, provincia di Treviso. Sara, buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi. Anzi, facciamo che ci diamo tutte del tu, così è più semplice per tutte. Innanzitutto, dunque, come sempre vedete sopra di me in sovraimpressione il numero che potete chiamare se avete delle questioni, dei problemi che in diretta possiamo risolvere o delle questioni da porre. Poi ovviamente le nostre ospiti sono qui anche per rispondere a tutti i vostri dubbi. Sono infatti mesi caldi per i CAF, le compilazioni dei 730, moltissima burocrazia a cui ottemperare, da portare. Insomma, Monica, inizio con te. Che cosa serve e soprattutto che periodo è? Allora sì, siamo nel vivo ormai dal mese di aprile, siamo nel vivo di quella che noi definiamo appunto la cosiddetta campagna fiscale, che vede tutti gli intermediari abilitati impegnati nella compilazione delle dichiarazioni modelli 730 in particolare, ma non solo. A noi fa piacere come CAF CGIL della provincia di Treviso utilizzare questo spazio che insomma siamo fortunati chiaramente a poter utilizzare per informare i cittadini in generale. Poi se sono anche nostri utenti siamo contenti, se lo saranno ancora di più, su una serie di novità eventualmente, ma anche soltanto su quello che il CAF eventualmente in qualità appunto di intermediario può offrire alla cittadinanza, perché a volte non lo si sa, a volte si pensa, poi parleremo insieme ad Antonella di dichiarazioni di successioni ed è di fatto un adempimento importante che purtroppo ai noi deve essere fatto nel momento in cui viene a mancare una persona. Naturalmente ci sono una serie di informazioni utilissime da sapere e il nostro appunto intento è quello insomma di potervi dare queste notizie. Per quanto riguarda il momento che ci vede impegnati, appunto 7:30 e 30 settembre è la scadenza appunto come data ultima per utilizzare questa tipologia di dichiarazione, però ricordo naturalmente che accanto al modello 730 c'è anche quella che chiamavamo in passato modello 740, poi ha cambiato nome, modello unico, adesso si chiama modello redditi, che può essere sia utilizzato dalle persone fisiche, quindi un pensionato, un lavoratore dipendente, ma anche e soprattutto da chi ha la partita IVA. Infatti in una delle ultime nostre puntate avevamo portato qui con noi Carla, che è appunto la nostra responsabile di questo settore, e appunto ci occupiamo di aiutare anche tutti coloro che hanno queste tipologie di redditi appunto anomale, cosiddette atipiche anomale, perché soprattutto anche ultimamente è una delle forme di assunzione che a volte viene anche proposta dalle aziende, quindi non solo la modalità di lavoro dipendente, ma appunto quella di aprire eventualmente una partita IVA. Prima di dare alcune informazioni sul 730 ricordo, dato che stiamo appunto facendo un po' una carrellata di quelli che sono i servizi di cui si occupa il CAF, ricordo anche ad esempio la predisposizione e la tenuta di tutta una serie di adempimenti in capo a chi deve assumere una colfe badante oppure diciamo eleggere un amministratore di sostegno. Sono due servizi che, come sappiamo, in questi ultimi anni hanno preso particolarmente piede perché insomma le considerazioni poi sappiamo quali sono, il mondo della disabilità
affidabilità e soprattutto anche delle famiglie, diciamo che c'è tanto bisogno di assistenza, ma a volte insomma dal settore pubblico o privato non è così facile e immediato riuscire ad avere magari il supporto necessario anche per le famiglie soprattutto. Monica, mentre parliamo stanno scorrendo delle slide, chiedo in regia Alessandro Granziera e Alberto Pivetta, che ringrazio, se ci mettono la slide servizi che riassume un po' tutto quello che il CAF della CGIL riesce a fare in termini di assistenza ai cittadini. Ve lo mettiamo a tutto schermo in modo che possiate anche fotografarlo con i vostri telefoni. Nel caso aveste bisogno, comunque chiamate il numero che vedete in sovraimpressione. Quindi Monica, partiamo dai 7:30, la scadenza ce l'hai detto, 30 settembre, e cosa c'è da presentare e soprattutto come si deve arrivare al CAF una volta preso l'appuntamento? Sì, allora è importante per adempiere a quello che è appunto la compilazione della dichiarazione dei redditi, portare il giorno del proprio appuntamento tutta la documentazione cartacea. Noi più volte abbiamo sottolineato che sicuramente siamo nell'era della digitalizzazione e quindi i nostri smartphone, i nostri tablet sono sicuramente degli strumenti oggi utilissimi e che raccolgono tutta una serie di nostre informazioni personali e anche documenti. L'unica cosa è che nel momento in cui ci si appresta a compilare la dichiarazione e c'è un tempo dedicato, penso sia consapevole a tutti che in quell'arco temporale è difficile predisporre la stampa anche di tutta la documentazione che la persona eventualmente può non avere in cartaceo ma su supporto o chiavette o comunque appunto sul proprio smartphone, quindi la richiesta è quella di arrivare chiaramente con tutta la documentazione a corredo. Questa documentazione è indispensabile perché naturalmente c'è una modalità di conservazione in capo al CAF CGIL che è dettata chiaramente dalla normativa attuale. Quella documentazione serve all'operatore, all'intermediario, per andare a confrontare quei dati che sono riportati nella nostra CU, quindi certificazione che ci dà o il datore di lavoro piuttosto che l'ente pensionistico, ma anche tutte le spese che abbiamo sostenuto, che siano scontrini dalla farmacia al dentista o qualsiasi altra tipologia di spesa, dal mutuo, dall'assicurazione, sono necessarie perché si possa fare un controllo incrociato con quello che l'Agenzia Entrate ci mette a disposizione nel nostro cassetto personale. Certo. Ricordo che l'intermediario non ha e non avrà mai la possibilità di entrare nel cassetto personale della persona, ma attraverso una delega l'Agenzia Entrate ci mette a disposizione un flusso di informazioni, quindi si vedono le cifre, si vedono giustamente chi ha emesso quel documento. E questo serve per fornire alla persona che appunto si rivolge ai nostri sportelli la sicurezza, la certezza di non aver dimenticato nulla naturalmente e che tutti i dati appunto siano corretti. A volte succede, faccio un esempio tra virgolette banalissimo, che nel corso dell'anno, soprattutto quando ci sono magari dei cambi di datori di lavoro, valgono sia per chi magari finisce di lavorare in quell'annualità e va in pensione, ma anche per chi ha dei lavori saltuari, voglio dire, quindi ha più CU, quindi più certificazioni uniche rilasciate da magari una molteplicità di datori di lavoro. Cosa succede? Che in quel caso io vado il giorno dell'appuntamento e porto all'operatore una CU, in realtà ne ho altre due. Ecco, il fatto che l'operatore possa confrontare le informazioni all'interno del cassetto ci mette nella condizione di dire alla persona: attenzione, è necessario che lei vada alla ricerca anche di questi documenti perché anche quelli sono redditi che devono essere dichiarati. Quindi il lavoro che viene fatto è sicuramente meticoloso e nell'interesse, ripeto, di quello che è puntualmente il nostro lavoro verso l'utente, perché non arrivino di fondo controlli da parte dell'Agenzia Entrate. Abbiamo già qualcuno al telefono. Buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, sono Granzotto Loretta di Spresiano. Buongiorno signora Lorenza, qual è il... Loretta, mi scusi. Volevo chiedere alla signora Monica se
perché lunedì, mi state ascoltando? Sì, la sentiamo. Ecco perché lunedì che sono andata a fare mia figlia, perché purtroppo sono infortunata, e non mi hanno accettato i 2 bollettini di cui io di solito faccio le donazioni all'Advar. E lei ha fatto tramite un CAF? Sì, il CAF di Villorba. Ok. Probabilmente adesso io non ho visionato e sì, non ho la documentazione chiaramente sotto mano, ma nel caso sentiamo anche un attimo Sara. Immagino che la documentazione non avesse tutti i requisiti che sono previsti dalle istruzioni ministeriali. Probabilmente la modalità con la quale è stato fatto il pagamento non era quella contemplata all'interno delle dichiarazioni. Non vedendo la documentazione io penso che le colleghe abbiano sì, fatto una puntuale. Mi ha mandato le 2 certificazioni. Ho capito. E non so se Sara Loro magari contestano solo perché sul bollettino c'era scritto erogazione liberale. Ok. E io ho messo anche i nomi delle 2 persone in memoria che sono state assistite dall'Advar. Mi ha detto che non dovevano mettere quei nomi. Ah, ok. Non so se Sara magari... Sara, se puoi aiutare la signora? Sì, il problema nasce proprio da questo. Le donazioni in memoria di non si possono, diciamo, inquadrare esattamente come erogazioni liberali e quindi non sono detraibili / deducibili. Il fatto che la signora abbia la certificazione dell'Advar potrebbe andare bene se l'Agenzia delle Entrate non richiedesse il bollettino che lei ha pagato, quindi il versamento. Nel momento in cui nel versamento c'è scritto che questa erogazione viene fatta in memoria di un defunto, sostanzialmente viene meno la detraibilità, deducibilità dell'onere. Quindi sostanzialmente, per farla breve e più semplice forse, la signora ha pagato, se faceva una donazione senza specificare nulla, poteva ricevere sostanzialmente la detrazione, così Sara? Esattamente. Signora, Esattamente. speriamo di essere state utili magari per il prossimo anno. Ho capito, per cui cancellerò le donazioni, insomma il ricordo di metterò solo erogazione. Bravissima liberali. signora. Esatto. Grazie mille della chiamata, speriamo di esserle state utili. Prima di magari passare ad altro argomento, volevo ricordare che il 730 scade il 30 di settembre, però per chi eventualmente non dovesse fare in tempo, per qualsiasi motivo, a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 di settembre, ha modo di presentare il modello redditi persone fisiche entro il 31 ottobre, perché insomma sì, c'è un'ulteriore scadenza, dopodiché dal 31 ottobre ci sono ulteriori 90 giorni di tempo e quindi si arriva a fine gennaio 2026, potendo comunque presentare la dichiarazione dei redditi per appunto i redditi 2024, pagando una sanzione per tardività, però ci si comunque mette in regola nei confronti dello Stato. E ricordiamo, perché a volte ce lo si dimentica, se ci si rivolge al CAF bisogna arrivare magari già con i nomi delle varie associazioni a cui destinare 2, 5 e 8 per 1000. Sì, diciamo che gli operatori chiaramente insomma dei centri di assistenza fiscale non possono e non devono naturalmente in nessun modo indirizzare l'utenza a favore di un'associazione piuttosto che di un'altra. È opportuno prima di fare la dichiarazione di magari sentire presso il proprio comune, solitamente ci sono molte strutture che operano anche nel proprio territorio comunale, asili, scuole, strutture di varia natura o piuttosto associazioni a livello nazionale o internazionale a cui chiaramente si ha piacere eventualmente di devolvere appunto l'8 o il 5 per 1000. Di conseguenza ecco, sarebbe opportuno magari arrivare già sicuramente con un'idea
un'idea chiara di questa scelta, che sicuramente è importante per le strutture che poi ricevono queste somme, questi fondi. Assolutamente sì. Monica, torniamo da te tra poco per fare ulteriori precisazioni su per esempio l'ISEE. C'è poi uno sconto nella bolletta della Savona, certo, ne parleremo alla fine della puntata. Intanto entriamo appunto nel vivo. Dopo il 7:30 cominciamo a parlare di dichiarazione di successione. Lo facciamo con Antonella Dalla Stella, che la ripresento. Dunque, quando parliamo di dichiarazione di successione, di che cosa parliamo? La dichiarazione di successione è una pratica fiscale che va presentata all'Agenzia delle Entrate nel momento in cui la persona viene a mancare. E sostanzialmente c'è la pratica di successione testamentaria e quella legittima. Ce ne sono anche altre più particolari, ma fondamentalmente questi sono i due tipi di successione che vengono gestiti. La successione testamentaria appunto è regolata dal testamento e gli eredi sono i soggetti in esso contenuti, salvo però la lesione di legittima, che va tutelata assolutamente ad eventuali eredi legittimari, mentre la successione legittima è regolata dalla legge semplicemente, quindi è una successione dove trova riscontro il codice civile. Antonella, ti blocco un secondo perché abbiamo un'altra persona al telefono. Buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, salve, mi chiamo Giorgio Chianoso Sastino. Io volevo proprio parlare riguardo alle successioni, che è il tema che stavate trattando. Sì. Brevissimamente, praticamente ho due genitori anziani, discretamente autonomi, diciamo, 80-85 anni. Diciamo che mio papà sta perdendo un po' di lucidità. Noi siamo 3 fratelli di 4, di cui il più giovane purtroppo è venuto a mancare. Cosa succede? Che abbiamo ognuno un suo appartamento. Quello è mio fratello, che è stato ereditato, quindi paghiamo l'IMU praticamente sulla seconda casa, equamente distribuita tra noi fratelli, di cui una quota anche la pagano i miei genitori. Qual è il punto? Che sull'esperienza anche di tante altre persone ha detto che finché i genitori sono vivi è opportuno fare, diciamo, delle pratiche di successione notarili. Vedo che i miei fratelli tendono a tergiversare perché non ritengono sia il caso di spendere soldi inutilmente, ma di attenersi a quella successione civile, penso che sia quella che dicesse la signora poc'anzi, di successione, diciamo, dei legittimi figli, diciamo, che subentrano eventualmente, diciamo, a ereditare quelle che erano le sostanze di uno dei due genitori che è venuto a mancare. Però, come si sa, purtroppo anche tra fratelli, quando si tratta di spartizioni, ci sono sempre magari problemi. Magari non sarà il caso nostro, però purtroppo, ahimè, l'esperienza insegna il contrario. Vedo che tendono a tergiversare, non sono molto convinto. Volevo un consiglio vostro. È bene fare assolutamente, diciamo, queste pratiche successioni, e poi bisogna per forza rivolgersi ad un notaio, o possiamo andare in qualsiasi CAF o qualsiasi sala di Consum, diciamo, per trattare anche queste cose? Ecco, vi ascolto e vi seguo, grazie. Grazie Giorgio. Grazie a lei. Allora, non ho ben capito, i suoi genitori sono ancora in vita, vero? Mi sembra di capire. Sì, sono ancora in vita, però giustamente 85-80 anni, si sa, sono tutta grazia, insomma, ma più tempo passa più... La successione si apre nel momento della morte, quindi finché i genitori fortunatamente sono in vita non si apre alcuna successione. Piuttosto, in vita, i genitori possono decidere, però davanti a un notaio, un pubblico ufficiale, di donare o vendere gli immobili e magari su di essi riservarsi un diritto di usufrutto o un diritto di abitazione. Ecco, questo è quello che in vita i genitori possono disporre delle proprie sostanze. Ok, in immobili e in sostanze, diciamo. Gli immobili, fabbricati e terreni. Okay. Se i genitori dispongono di fabbricati e di terreni in vita, possono disporre
cioè dire lascio, siete 3 figli, un immobile a uno, un bosco all'altro, piuttosto che 3 immobili, uno a ciascuno, però questo lo dovete fare in vita attraverso un pubblico ufficiale, cioè dal notaio. Dovete recarvi dal notaio e lì farete o una donazione, i genitori vi donano, vi regalano questi immobili, oppure una compravendita, lì però è questione notarile di come scegliere più o meno l'alienazione di questi beni. Su di essi però i genitori a tutela si possono riservare l'usufrutto, ripeto, il diritto di usufrutto, che è un limite alla proprietà, perché l'usufrutto va a colpire la proprietà e ne limita la capacità di agire del proprietario. Quindi l'usufruttuario non potrà mai vendere il bene, mentre il nudo proprietario sì, però l'usufruttuario può percepirne i frutti di questo bene, ovvero potrebbe anche affittare questa abitazione se per esempio fosse sfitta e percepire appunto l'affitto di questi beni. Per ciò che attengono i valori immobiliari, il denaro e i soldi, quella è un'altra questione, ecco. Però questo è quello che possono fare i genitori in vita, perché nel momento, io dico sempre fra 100 anni, i genitori dovessero mancare, voi figli non dovete più aprire la dichiarazione di successione, ma semplicemente eliminare questo diritto che è stato costituito sulla proprietà, un diritto che sempre poi in sede notarile potete fare, un diritto con accrescimento reciproco, alla morte di uno si accresce il diritto all'altro coniuge, eliminando adesso dal 1° gennaio con la nuova riforma del decreto legislativo 139, questi diritti sono d'ufficio, li elimina per causa morte l'Agenzia delle Entrate Territorio, cioè il catasto, altrimenti si fa la pratica di accrescimento di usufrutto, dove però è stata eliminata l'imposta, il tributo speciale di 86 euro. Ecco, questo diciamo è quello che potreste fare in comune accordo con la famiglia. Sì, infatti, ma lei ci consiglia a fare sempre preventivamente, diciamo, un accordo di questo tipo prima che vengano a mancare, diciamo, uno dei 2 genitori, perché insomma anche i miei fratelli, che io sono il minore dei 3, però tendono, diciamo, a prendersela comoda, a non ritenere una cosa così importante. Lei invece mi dice che è sempre opportuno farle, diciamo, quando i tempi, diciamo, quando sono anche ancora vivi, insomma. Guardi, questi, allora, io le posso, come ho fatto, le posso dire le modalità con cui vi potete muovere, però il consiglio, noi non diamo consigli di questo tipo, sono consigli troppo personali e delicati. E assolutamente siete voi familiari che in buon accordo, si spera, vi riuniate un giorno, una sera e decidete il da farsi. Sì, abbiamo già voluto fare queste riunioni, sì, va bene, sì, comunque ho capito, la decisione nostra, comunque sì, lei sa... Tanto per le delucidazioni vi segue, buona giornata a voi. Grazie Giorgio, insomma abbiamo provato a rispondere anche a Giorgio da San Stino, insomma dunque dichiarazione di successione. Appunto, entriamo nel vivo, chi la può presentare quindi? Chi la può presentare? La dichiarazione di successione la può presentare il chiamato, l'erede, il legatario, il curatore dell'eredità giacente, l'immesso nel possesso temporaneo dei beni, l'esecutore testamentario, il trustee, eccetera. Va presentata all'Agenzia delle Entrate di competenza nella cui circoscrizione il defunto aveva la residenza e va presentata nel termine ordinario di 1 anno. La dichiarazione di successione in ogni caso va presentata, si può presentare anche dopo trascorso l'anno, cioè il termine ordinario. È chiaro che questo comporta un'eventuale sanzione di interessi per una pratica presentata in ritardo. Ecco. Non tutti gli eredi sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione.
Non c'è obbligo, infatti, se ricorrono contemporaneamente tre tipi di condizione: che l'attivo ereditario, cioè il patrimonio ereditario, non è composto da beni immobili, fabbricati e terreni, ma solo da beni mobili, cioè valori mobiliari, denaro, crediti, eccetera, libretti, conti correnti, titoli per un ammontare non superiore ai 100.000 euro, e che la devoluzione è a favore di coniugi, figli e parenti in linea retta. Può anche venir meno, in ogni caso, se viene meno una di queste tre condizioni, la successione necessariamente deve essere fatta, per esempio se viene meno per sopravvenienze attive. Non so, un patrimonio mobiliare di 99.000 euro e al deceduto arriva un credito di IRPEF, per esempio, di 2.000 euro. Allora in quel caso il calcolo non è più al di sotto dei 100.000 il valore, ma superiamo i 100.000 e qui c'è l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Abbiamo anche un'altra persona al telefono. Antonella, buongiorno, con chi parliamo? Sì, sono Lisa. Volevo chiedere un'informazione riguardo all'eventuale donazione in vita, perché mi è stato detto che, cioè anche noi abbiamo questo, tra virgolette, problema, il padre vorrebbe evitare un'eventuale successione a costi, però ci è stato detto che in realtà donare poi ci sarebbero dei problemi in un'eventuale vendita successiva, perché gli acquirenti non acquisterebbero, cioè saltano proprio via l'immobile ad uso, cioè che è stato donato. Sì, le rispondo. La donazione è un regalo che in vita un genitore può fare a chiunque, a qualsiasi figlio, proprio perché è un regalo e sconta una aliquota molto, molto bassa, come le successioni. Donazioni e successioni scontano le stesse imposte. La donazione però, alla morte del donante, può essere richiesta l'azione di riduzione da parte degli eredi perché sono stati lesi della propria quota di legittima. Gli eredi in linea retta, coniuge, figli e nipoti, figli di figli, cioè di primo grado in linea retta, hanno diritto a una quota che lo Stato gli riserva di legittima. E se con questa donazione fosse stata lesa la quota, gli eredi alla morte hanno tempo 20 anni per aprire un'azione di riduzione. Che cosa vuol dire? Che se è stato venduto un bene bisognerà quantificare perlomeno l'importo di questo bene per un corrispettivo in denaro, ma la faccio molto, molto semplice. E hanno tempo 20 anni. Il problema, oltretutto, è soprattutto se il bene acquistato con donazione, su quel bene lì il proprietario deve fare un mutuo ipotecario, non troverà nessuna banca che glielo farà, proprio per questo motivo, perché c'è un lasso di tempo di 20 anni, quindi non è poco, dove gli eredi possono agire per questa riduzione. Spero che le abbiamo risposto, Lisa. Nel caso sì. No, sì, però ecco, cercavo di intromettermi ma non sono riuscita. Ecco perché allora, volevo dire che prego. Che l'erede è uno solo, c'è un figlio solo, per quello chiedevo. E magari ci è stato consigliato di fare un testamento dove anche la parte disponibile verrebbe messa a disposizione sempre del figlio unico. Quindi anche in questo caso avrei dei problemi per un'eventuale vendita? Allora, questo è un caso molto molto particolare, qui stiamo trattando i casi generali. Se vuole le lasciamo, penso, il nostro numero. La regia può prendere il numero dalla regia e la possiamo contattare poi. E la contattiamo e le fissiamo magari un appuntamento per una consulenza nei nostri uffici.
Ah, vabbè, no, era così, guardi, io adesso sto andando in ufficio e vedevo così, ho detto guarda, fatalità, stanno parlando di questa cosa qua, quindi ecco, va bene così comunque, intanto la ringrazio, va bene? Niente. Va bene, grazie, arrivederci. Allora, dunque, successione, si pagano delle imposte? Sì, si pagano due tipi di imposte con la successione, le imposte di trascrizione e le imposte eventualmente, non a tutti, le imposte di successione. Le imposte di successione, se vi ricordate, all'allora governo Berlusconi dal 2001, ottobre 2001 al 2006 aveva abolito l'imposta di successione, che è quell'imposta che va a colpire il patrimonio, soprattutto in linea retta, un patrimonio di una certa consistenza. Poi è stata reintrodotta questa imposta di successione, mentre invece le imposte di trascrizione non sono mai state abolite, le abbiamo sempre pagate e continuiamo a pagarle. In che cosa consistono? Consistono nello registrare e trascrivere la dichiarazione di successione presso la Conservatoria dei Registri Mobiliari e l'Agenzia delle Entrate e Territorio, ovvero del Catasto. Per questo servizio si pagano queste imposte di successione che sono del 3%, quindi sulla base imponibile che scaturisce da una successione, ovvero su il patrimonio imponibile, perché tra il patrimonio abbiamo anche di redditi esenti che non entrano in dichiarazione di successione, per esempio i titoli di Stato. I titoli di debito pubblico, quelli vanno in successione, sono successibili agli eredi per le quote spettanti e legittime o testamentarie, dipende dal tipo di successione, però questi non fanno parte dell'imponibile, del patrimonio imponibile ai fini della successione. Quindi 3% sull'imponibile del patrimonio che si inserisce in dichiarazione di successione previsto, e se eventualmente tra il patrimonio c'è un immobile, un'abitazione e uno degli eredi avesse le condizioni per richiedere l'agevolazione prima casa, su quell'immobile, indipendentemente dal valore catastale che esso può avere, si paga un'imposta fissa del 4%. Mentre invece l'imposta di successione ha delle franchigie, e quali sono? Il 4% per coniuge, figli e tutti i parenti di primo grado. Su questo 4% però abbiamo una franchigia di 1 milione di euro ciascun erede che va ad abbattermi l'imposta, quindi parliamo che in presenza di soggetti, di beneficiari, di eredi con patrimoni medi che possiamo avere, questa franchigia di 1 milione abbatte l'imposta, quindi l'imposta di successione la vediamo in pochi casi, quando i patrimoni sono belli contingenti. Ecco. Abbiamo invece sempre il 6% a fratelli e sorelle, però con una franchigia di 100.000 euro in questo caso, quindi fratello e sorella che eredita sconta il 6%, però con una franchigia di 100.000 euro sull'importo indicato in successione imponibile. Mentre invece non ci sono franchigie per il nipote figlio di fratello, il pronipote figlio di fratello, eccetera, lì assolutamente non ci sono franchigie. Abbiamo l'8% e abbiamo il 6%, scusatemi, fino ai parenti e quarto grado. Oltre ed estranei abbiamo l'8% di imposta di successione. Continuiamo a parlare delle novità poi che ci sono per il 2025 su questo tema, però diamo prima la pubblicità e ci vediamo tra poco. Siamo tornati in diretta con l'approfondimento della CGIL, quest'oggi legato alle dichiarazioni dei redditi, il 730, e le dichiarazioni di successione. Siamo qui con Monica Giomo, Antonella Dalla Stella e Sara Franchetto collegata online. Tra poco verremo proprio da te, Sara. Prima però abbiamo già un'altra chiamata. Con chi parliamo? Buongiorno. Buongiorno, io mi chiamo Roberto.
e telefono sono in linea? Sì, la sentiamo, se può parlare un po' più forte così la sentiamo ancora meglio. Ah, ok, niente, io praticamente ho vissuto nella casa praticamente dei miei genitori, di mio padre e di mia madre, che adesso sono deceduti tutti e due, ma sono cresciuto lì dentro, no? E mia madre si è ammalata quando aveva 70 anni e io l'ho accudita per 21 anni, sempre in quella casa, dove dopo è anche deceduta, tra l'altro tra le mie braccia. Quindi cosa è successo? Che mio fratello, che vive all'estero da sempre, non ha mai praticamente partecipato a nessuna spesa di nessun genere, e soprattutto le migliorie che sono state fatte durante il periodo che mia madre era viva e anche dopo che è morta nel 2020, io le ho tutte documentate. Mio fratello adesso potrebbe, anzi mi ha detto di regolamentare questa cosa, no, tra me e lui. Io devo tener conto di tutte le migliorie che io ho fatto in quella casa, dal tetto al cappotto, a questo e a quest'altro, pagate da me, dal mio conto corrente, fatturate e quant'altro. E cioè lui come ci si comporta in questo caso? Cioè, devo detrarre quello che ho speso dal valore, oppure cioè va nel pentolone? Non ho mica capito io questo. Allora, mi sembra di capire, mi corregga però se sbaglio, che lei ha dedicato appunto molto tempo e amore alla sua mamma e ha pagato e ha portato delle migliorie all'immobile dove vivevate, dove vive tuttora, eccetera. Però adesso che la mamma è mancata, molto probabilmente dovrete col fratello, siete solo 2 fratelli? Sì, siamo solo 2 fratelli, sì. E tutte le spese della malattia di mia madre le spese io, ho speso più di 400.000 euro. Sì, non entriamo nel dettaglio. Perché le dico già che questa più che altro sarebbe materia, prima di accordo, ripeto, familiare, e dopo eventualmente materia legale, che nulla ha a che vedere con la dichiarazione di successione che si apre nel momento che muore una persona, che però questa persona ha degli immobili, delle proprietà, un patrimonio, ha capito? Quindi le spese che lei ha sostenuto... Il patrimonio in questo caso è una casa dove io sono cresciuto, sì. Dove non fa neanche reddito al catasto, sì, per talmente vecchia che è. Sì, e le migliorie del tempo le ho fatte io, cioè le migliorie, quello che andava fatto ho perché capito. rimanesse... Cioè, lei però ha predisposto, ha fatto la dichiarazione di successione nel momento che la mamma è mancata? Sì, risulta fatta. È fatta, però tutte quelle spese, poiché sicuramente non vi sarà stata imposta di successione, lei non le può detrarre. Le dico già che le spese di ristrutturazione, in ogni caso di migliorie alla casa apportate, non le può detrarre in un'eventuale dichiarazione di successione dove scaturisca imposta di successione, perché le spese che si possono detrarre in un'eventuale dichiarazione dove vi è l'imposta anche di successione sono per esempio le spese funebri, le spese mediche, e i mutui per acquisto di immobile facente parte del patrimonio ereditario. Così dunque, grazie intanto Antonella per la risposta, speriamo di esserle state utili. Noi ci colleghiamo a questo tema con Sara Franchetto, responsabile fiscale provinciale di CAF Veneto, provincia di Treviso, perché parliamo insomma di chi può detrarre le spese funebri e questo iter come funziona. Allora, sostanzialmente le spese funebri sono uno di quegli oneri che possono essere portati in detrazione con un'aliquota del 19% all'interno della dichiarazione dei redditi. Sostanzialmente l'importante chiaramente è che questo onere sia pagato con mezzi tracciabili. La prova della tracciabilità può avvenire o con l'annotazione in fattura, quindi di chi emette la fattura già riporta che
che il corrispettivo è stato pagato ad esempio con il POS piuttosto che col bonifico, con la data in cui il bonifico è stato effettuato, oppure oltre a conservare la fattura bisogna allegare la copia del POS piuttosto che dell'estratto conto, piuttosto che del bonifico, piuttosto ad esempio adesso del PagoPA o del MAV, ad esempio se si sono pagati i diritti cimiteriali, perché non sono detraibili solo le spese legate al servizio funebre, ma sono detraibili anche le spese legate alla sepoltura piuttosto che al trasporto. Tuttavia c'è un limite massimo di spesa detraibile che è pari a 1.550 euro, quindi ben al di sotto di quella che è la media delle spese funebri, e questo limite viene ripartito se i partecipanti alla spesa sono più di uno, quindi se più persone hanno diciamo sostenuto questa spesa. Le spese funebri sono detraibili solo in dipendenza di un decesso e quindi non si possono detrarre quelle spese preventive, cioè ad esempio se in previsione di un futuro decesso si va ad esempio ad acquistare un loculo. Ecco, in questo caso se la spesa sostenuta non è, come dicevo prima, collegata al decesso, la spesa di fatto non è detraibile. Non è più necessario che ci sia un vincolo di parentela tra l'intestatario della fattura e il defunto. Okay. Mentre in passato potevano detrarre le spese funebri solo se il defunto aveva un legame di parentela stabilito in base all'articolo 433 del Codice Civile, quindi se si trattava ad esempio del genitore, del figlio, del fratello, del suocero, via discorrendo. Quindi è venuto meno questo vincolo. Tuttavia, quando, appunto perché questo vincolo è venuto meno, quando si deve pensare a chi deve essere intestata la fattura del servizio funebre, bisogna anche considerare se il soggetto intestatario di questa fattura ha la capienza poi per detrarre la spesa, perché cosa succede a volte? A volte succede che magari la spesa venga intestata a un erede, che questo erede sia magari fiscalmente a carico del coniuge, che la spesa venga sostenuta magari da un conto corrente intestato solo a questo erede a carico del coniuge, pertanto poi questa spesa non può essere detratta dal coniuge di cui questo soggetto è fiscalmente a carico, mentre sarebbe stata detraibile questa spesa se fosse stata intestata quindi al coniuge dell'erede e il coniuge dell'erede l'avesse direttamente sostenuta. Quindi bisogna purtroppo fare attenzione anche a come vengono a chi viene intestata la spesa e chi la sostiene, perché poi ci deve essere coerenza tra l'intestatario della fattura e ovviamente chi di fatto paga la fattura, perché a volte anche qui ci sono un po' di discordanze e non sempre queste discordanze sono sanabili una volta che le persone si presentano a fare la dichiarazione dei redditi. Quindi quali sono le modalità, cioè quali sono i punti principali che bisogna presentare affinché questo non accada? Allora, sostanzialmente le cose importanti sono sostanzialmente due. La fattura, quindi le spese che si devono detrarre, devono essere intestate alla spesa che vuole avere questo vantaggio fiscale all'interno della propria dichiarazione dei redditi, e questa persona chiaramente deve essere una persona che ha capienza fiscale. Quindi sostanzialmente la persona che è fiscalmente a carico, la persona incapiente perché ha un reddito magari basso perché fa il part-time, magari non vale la pena di intestare la fattura per il servizio funebre.
Dopo, una volta che è chiaro a chi deve essere intestata la fattura del servizio funebre, questa persona è colei che deve sostenere la spesa, quindi deve sostanzialmente pagare attraverso il suo conto corrente, sostanzialmente, perché poi, ripeto, se i conti correnti o comunque i soldi che vengono utilizzati per pagare questa fattura vengono presi da conti correnti diversi, ripeto, ci possono essere dei problemi quando si va a fare la dichiarazione dei redditi, problemi che, ripeto, non sempre sono sanabili. Al pari delle spese che si sostengono in Italia, sono detraibili anche le spese per i servizi funebri che si fanno all'estero. Chiaramente in questo caso la fattura deve essere documentata in maniera originale, quindi ci sarà una fattura emessa in una lingua straniera. Per poterla detrarre, ovviamente anche qui bisogna pagare con mezzi tracciabili, però che cosa bisogna allegare ulteriormente? Bisognerà allegare la traduzione di questo documento in lingua straniera. Quindi se il documento è redatto in inglese, francese, tedesco, spagnolo, la traduzione può essere fatta a cura direttamente del contribuente, che la sottoscrive per dimostrare che è conforme all'originale. Se invece la fattura è emessa in una lingua diversa da queste 4, la fattura dovrà essere sottoposta a traduzione giurata, quindi ci dovrà essere un traduttore certificato che va a tradurre la fattura in italiano. Chiarissimo, io mi collego con te, Monica, per la questione dell'estero, perché ci tenevi a sottolineare il fatto che c'era un articolo di qualche giorno fa del Sole 24 Ore che sostanzialmente diceva che 6 giovani su 10 sono pronti a emigrare. Sì. Però in termini fiscali, esatto, ci sono degli obblighi comunque anche in Italia se comunque si vive all'estero, giusto? Sì, a me faceva insomma piacere comunicare a chi ci ascolta che comunque il CAF non si occupa solo di coloro i quali risiedono nel nostro Stato, quindi in Italia, ma appunto, senza entrare nel merito chiaramente di quello che è il tema dei nostri giovani o comunque insomma di una fetta sempre più ampia di popolazione, soprattutto under 30, che migra verso l'estero prima per fare delle esperienze diciamo scolastiche, formative, ma che poi si traducono anche in forme di lavoro. Poi in tante occasioni queste forme di lavoro vengono stabilizzate all'estero e quindi il nostro insomma cittadino italiano si trasferisce e naturalmente in questo caso chi lo fa deve fare attenzione anche a delle particolari normative che comunque vigono qui in Italia per quanto riguarda appunto la gestione del trattamento dei redditi esteri, che possono essere sia beni mobili che immobili naturalmente, quindi sia terreni fabbricati ma anche conti correnti, e quindi noi ci occupiamo anche appunto di questi giovani o non giovani che si possono trovare in questa situazione, e quindi verificando se sono iscritti o meno all'AIRE, per quanto tempo hanno diciamo soggiornato all'estero, se hanno obbligo di dichiarare questi redditi qui in Italia in base allo Stato dove uno intende appunto andare a lavorare o comunque a soggiornare, e vigono delle convenzioni contro le doppie imposizioni, quindi il termine ci fa capire. Doppia imposizione vuol dire che io devo fare in modo che se ho un reddito in uno Stato devo capire se devo tassarlo solo lì o se sono residente da un'altra parte devo tassarlo di qua e anche nell'altro Stato. Quindi ecco, noi ci occupiamo anche di queste persone che appunto hanno queste diciamo redditi particolari, ma che ripeto sempre più in questi ultimi anni soprattutto si stanno un po' insomma aumentando e diffondendo, così come anche Antonella stessa, per ricollegarci al tema delle successioni, penso che si ritrovi anche nel suo settore a gestire magari eredi che appunto hanno dei beni in stati esteri sì, che non sono assolutamente in Italia. Sì, beni stranieri con beni in Italia e residenti in Italia con beni all'estero. Noi gestiamo comunque dal 2015 un regolamento europeo che parla di residenza del deceduto, ecco, nei casi di tutti i paesi UE
dove il soggetto deceduto può aver avuto la residenza all'estero e non in Italia, e può decidere, salvo trascriverlo nel testamento, che la successione venga aperta in un altro stato diverso da quello dove ha la residenza, appunto. Per tornare invece al discorso del testamento, con la prima domanda che ci è arrivata, volevo dirvi che il testamento pubblico viene il testamento, una volta trovato, cioè quello olografo, cioè scritto di proprio pugno dal testatore, deve contenere appunto la scrittura di proprio pugno, la data e la firma, e questo testamento va conservato in qualsiasi posto, ecco, voglio dire, non necessariamente presso un notaio, e una volta però trovato rinvenuto dagli eredi, c'è l'obbligo di pubblicazione presso il notaio. Noi però possiamo gestire tutte queste successioni, purché una volta pubblicato il testamento ci venga fornito una copia dello stesso. Ecco. Il testamento invece pubblico è un testamento che viene fatto davanti al notaio, al pubblico ufficiale, alla presenza di 2 testimoni, e viene conservato dal notaio stesso che lo ha pubblicato. Noi abbiamo occupato un'ora per parlare di tutti questi temi che meriterebbero un approfondimento molto, molto più ampio, ma avremo sicuramente occasione di ritornarci anche con voi. Insomma, la dichiarazione dei redditi continua fino al 30 settembre, così diamo anche la notizia, insomma, della scadenza con eventuale proroga fino a fine gennaio 2026. Abbiamo parlato di dichiarazioni di successioni e lo abbiamo fatto insieme a Antonella Dalla Stella, a Sara Franchetto, che ringrazio, e Monica Giomo, tutte della CGIL della provincia di Treviso. Noi siamo in chiusura, ringrazio Alessandro Granziere e Alberto Pivetta per la collaborazione in regia, vi lascio alla programmazione del pomeriggio e poi ovviamente anche ai telegiornali della sera, sempre su questo canale. Grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata.